Eccoci qui, cari telespettatori, ben ritrovati. Ben ritrovata naturalmente anche al nostro graditissimo ospite Giancarlo Pegorauro, segretario regionale FNP CISL del Veneto. Ben Buonasera, grazie, buonasera. Allora, è arrivato il momento di capire, finché ancora c'è un margine di tempo, che cosa sostanzialmente il sindacato della CISL, pensionati inclusi, è riuscito a portare a casa, se semplifichiamo, da questa legge di bilancio, e invece che cosa si aspetterebbe ancora di avere, di ricevere, se è fattibile, in che termini, dare un piccolo assegno di rimostranza, tra virgolette. Allora, segretario, facciamo un po' il punto della situazione. Varie misure, c'è la famiglia, l'inclusione femminile, il lavoro e tante altre piccole particolari. Allora, a voi che cosa va bene, che cosa non va bene, che cosa avevate chiesto? Allora, intanto come riflessione generale c'è da dire questo: una legge finanziaria è una specie di bilancio preventivo che si fa a fine stagione per l'anno prossimo. Naturalmente è come se in famiglia tu pensassi di fare alcune iniziative ma ti entra uno stipendio solo. Il nostro Paese, sappiamo, inutile ricordarlo, ma sappiamo che è un Paese che ha una scarsità di entrate e per cui l'investimento in questa finanziaria di circa 18 miliardi è scarso. E tutti quanti, e dico tutti quanti, provano a fare l'assalto alla diligenza per portare a casa dei risultati. Perché dico questo? Perché alcuni dei temi che noi consideriamo strutturali, vedi la riforma delle pensioni piuttosto che l'andamento demografico della popolazione, ovvero del lavoro di qualità, non lo fai certamente dentro una finanziaria. È per questo che noi insistiamo a dialogare con questo governo, ma forse un altro dialogheremo con un altro, perché intendiamo riuscire a fare una vera trattativa nei prossimi anni, quindi non domani mattina, che riguardi davvero i temi strutturali. La finanziaria affronta la congiuntura. Noi oggi abbiamo comunque dei risultati che premiano sostanzialmente alcune delle nostre richieste. Va detto chiaramente, per esempio, nella partita delle pensioni non siamo soddisfatti. Ma per quello che dicevo prima è inimmaginabile, se non per dirla a mo' di pancia, come si usa dire, è inimmaginabile che in questa finanziaria, nelle precedenti finanziarie, si potesse raggiungere risultati quando le entrate di questo Paese, quindi la struttura vera di questo Paese, non c'è, non esiste, non è appropriata. Mi viene da ricordare, vorrei dirlo senza piacere, ma mi viene da ricordare che sono circa 15 anni che c'è la famosa legge Fornero sulle pensioni e tutti, compreso il sindacato, dal primo giorno dopo la legge Fornero, hanno detto dobbiamo cambiarla. Se sono tanti anni che è in vigore, qualche problema su quello che dicevo prima ci deve essere. Però di fatto vi trovate in una situazione di impasse a questo punto. Ci troviamo in diciamo che allora per l'anno prossimo come legge finanziaria, ripeto, alcuni risultati li abbiamo visti che riguardano per esempio un pezzettino della partita fiscale per tutti. Questi sono risultati per tutti, cioè l'abbattimento dell'IRPEF sulla cosiddetta quota media dal 35 al 33. Ci sono, alcune situazioni per le donne. Però voi appunto, qua stiamo vedendo anche nella slide, voi chiedereste di estenderlo fino a 60.000 euro, giusto? Sì, noi chiedevamo di alzare fino a 60.000 euro per la verità. La quota che poteva essere trattenuta dal 33%, questo non è successo. Ci sono, come dicevo prima, le norme vigenti come conferma di pensione e attenzione però perché quest'anno, ed è la dimostrazione di quello che abbiamo detto in tanti anni, che i famosi interventi sulle pensioni, quelli
sporadici, congiunturali, quota 100, 102, 103, vanno a scemare perché non ottengono i risultati che dovevano ottenere, non sono rifinanziabili e la verità vera è quello che dicevo all'inizio, cioè davvero un tavolo di trattativa per il futuro dove si parli di pensioni di giovani, delle pensioni dei giovani più che delle nostre, ma proprio perché il futuro è domani. Voglio ricordare per esempio un altro passaggio, fra poco tempo finiscono le entrate del PNRR. E finendo queste entrate, sinceramente io sono preoccupato perché, ripeto, le misure strutturali non si stanno facendo. Io sto immaginando solamente la questione dei giovani. Mi permetto di dirlo avendo anche dei figli giovani, ma voglio dire, se questi figli non hanno la possibilità di avere un lavoro decente, se non lavorano in posti attrattivi, abbiamo visto la ricerca del Censis, sto uscendo un po' dalla finanziaria, ma per dire cosa? Per esempio il Veneto, il famoso Veneto, non è più attrattivo per i nostri giovani, l'altro giorno è stata pubblicata la ricerca, siamo meno attrattivi dell'Emilia Romagna, siamo meno attrattivi del Trentino, quindi non sto parlando dei paesi del nord o di chissà quali paesi. E da questo punto di vista vuol dire che questi giovani non sono in grado, primo, di rimanere, quando rimangono non sono in grado di farsi una famiglia. Quello è il problema. Questo è il problema, per cui dal punto di vista di quelle che saranno le pensioni di domani, prima ancora di pensare a un metodo, a un modo, a un risultato, cioè non importa dire oggi 42, 43, 41, 35 anni, non ha senso se tu non sai codificare e pianificare delle risorse per i prossimi 20 anni. Queste cose le diciamo inascoltati da anni, però continuiamo a dirle perché... Ma poi soprattutto se non ci saranno giovani che lavoreranno per poter pagare anche queste pensioni. Esatto, perché verrà un momento che saranno a rischio, quindi dovremo preoccuparci anche noi e chi rappresentiamo, di non sentirsi né eccessivamente sicuri né eccessivamente soddisfatti. Perché dico questo? Perché dovremmo essere noi che diamo una mano ai ragazzi del futuro a farsi una posizione come l'abbiamo fatta noi, perché altrimenti loro non lavoreranno e rischieremo noi di non avere le nostre pensioni. E oggi, ripeto, il rischio è concreto. Stanno finendo anni di PNRR, che per carità io non sono un esperto, ma non so in quanti settori davvero abbiano rilanciato la produttività di questo Paese, insomma. Certo, quindi questo è molto importante. Purtroppo. Famiglie e inclusione femminile, questi sono alcuni punti della legge Bibiani, le vostre conquiste sostanzialmente, che secondo me sono degne di essere menzionate. Cioè, che cos'è che avete... Allora, infatti, sono tra quelle cose comunque in una finanziaria, ripeto, che è bene che ci siano, è bene che vengano tenute, come dire, sotto controllo. Per quanto riguarda le famiglie, come sindacato abbiamo per esempio avuto l'aumento dei fondi per i congedi parentali, investimenti sugli asili nido e sostegni al lavoro delle donne. Codifichiamolo, cioè sono dei soldi che... Sono entrate, sono soldi, ovvero investimenti per esempio sugli asili nido che voglio ricordare negli ultimi anni, seguendo un paradigma, cioè non ci sono i bambini, è inutile fare gli asili, e sono andati a decadere, quindi un ulteriore investimento sugli asili potrebbe aiutare quelle giovani famiglie che si formano e che potrebbero avere dei figli. Certo, ecco, quindi questa è altra cosa. Per legarsi al discorso di prima. Il sostegno al lavoro delle donne sarebbe? Allora, premesso quello che diceva lei all'inizio, cioè non è ancora definitiva la legge, però per esempio sembra che per quanto riguarda la pensione non riescano a rifinanziare le quote anche per le donne. Sì. Mentre opzione donna era giusto, mi sembra. Opzione donna. Mentre per quanto riguarda il sostegno al lavoro delle donne sono in pratica quelli che riguardano permessi
aiuti finanziari a chi ha avuto il figlio, i figli, che ha un certo reddito, un certo ISEE, per comodità adesso non stiamo a fare tabelle che poi magari possono cambiare all'ultimo minuto, però sono queste situazioni. Così come per quanto riguarda la cosiddetta famiglia, c'è una proroga delle detrazioni edilizie, chi ancora, ci sono i rimasugli non tanto del 110, ma tutti gli aiuti che sono in essere per quanto riguarda le ristrutturazioni e tutte queste cose. E per quanto riguarda il lavoro, per esempio, abbiamo detto prima c'è l'alleggerimento del carico fiscale su quanto parlavamo prima, ma addirittura c'è un alleggerimento fiscale su quello che è stato definito lavoro scomodo. In realtà sono il lavoro notturno, i turni e i festivi, sono sgravi. Sono incentivi, voglio dire, che aiutano, anche se non sono la strutturalità di quello che si dovrebbe fare. E incentivi per stabilizzare i giovani, donne per il mezzogiorno, anche qua è una frase trita e ritrita, però se si usano bene queste risorse, o più che le risorse, se si usano bene questi pensieri, queste strategie, potrebbe diventare una di quelle formule di cui si parlava prima, cioè un vero intervento sul futuro. È per questo che noi, ripeto, chiediamo di rimanere ai tavoli di trattativa con questo governo o con un altro, non perché sei amico o non amico, è che se non parli con chi governa non riesci a portare le tue idee in campo. Altre cose che anche qua le dico con un po' di circospezione, perché noi le abbiamo sentite ma devono essere confermate. Per esempio la detassazione dei buoni pasto digitali fino a 10 euro, per esempio, aiuta tutti quei lavoratori che col buono pasto a mezzogiorno mangiano, finora erano 8 euro e qualcosa, 8,50, vanno sui 10 euro. E soprattutto una detassazione della contrattazione decentrata. Cosa vuol dire? Vuol dire che la redditività, la produttività la fai dentro l'impresa, non a livello nazionale. Dentro l'impresa, se ottieni un premio, se fai un premio di risultato, viene detassato questo tipo di contrattazione che noi tra l'altro facciamo da molti anni e chiediamo da tempo. Chiaro. E poi quindi la contrattazione decentrata. Obiettivo escludere i contratti pirata, ovvero? Come credo molti sanno, in questo paese, oltre che esserci centinaia di sindacati, la dico ridendo, per carità, tutto lecito e tutto permesso, ci sono anche di conseguenza centinaia di contratti di cui non si capisce l'origine, non si capisce da dove nascono e come nascono. Vengono chiamati contratti pirata perché abbassano dal punto di vista salariale, ma dal punto di vista dei diritti, abbassano i contratti nazionali che, ricordo, la legge dice, firmati dai sindacati con maggior rappresentatività e rappresentanza. Contratti pirata, che sono quelli poi, che non mi permetto di aggiungere un altro pensiero su questo, sono quelli che poi non fanno rappresentare per esempio la sicurezza sul mondo del lavoro, perché stiamo parlando della finanziaria, sì, ma ogni giorno ci sono 3 morti in giro. Di cui voi non vi tirate indietro a parlare anche di questo come pensionati? Assolutamente no. Torniamo su questi aspetti, perché poi ci sono altre conquiste che è importante sottolineare e altre richieste, e poi anche come farete un'eventuale istanza, rimostranza, quello che si può definire, insomma, per cercare di ottenere di più. Andiamo in pubblicità qualche secondo, torniamo insieme tra poco.